forzando un po' i termini, si può dire che Grazia Deledda inventi nel contesto italiano la figura della scrittrice / scrittore di mestiere. Questo è il punto. E lei prima di tutto aspira a questo sin dall'inizio, cioè nel momento in cui dice io scrivo e voglio pubblicare, io scrivo e non mi cerco un altro lavoro che non sia quello della scrittrice, proprio punta a quello. Il progetto è quello, il progetto si realizza, di questo progetto fa parte anche il Madesani, il quale Madesani a un certo punto si dimette dal suo posto di funzionario e la cura come agente, è lui che scrive le lettere agli editori, soprattutto quelli stranieri, cioè è lui preoccupato, o perlomeno Grazia delega a lui la cura della sua attività, che è un'attività professionale, ed è un'attività professionale che comporta una continua retribuzione e di cui fa parte integrante il fatto che li scriva per i giornali e scriva a lungo per il Corriere della Sera. Io ho cercato un po' di raccontare il rapporto col Corriere della Sera, che non è un rapporto semplice, ma importante sia nella vicenda della Deledda ma anche nella vicenda del Corriere della Sera, perché Grazia Deledda è uno di quegli scrittori, non è la sola, ma è una penna del Corriere della Sera che scrivono racconti per i giornali, che quindi conquistano nuove fasce di lettori o soddisfano i lettori di un bisogno di racconto, no? di scrittura di fantasia, che è parte integrante dei giornali. Ecco, e quindi abbiamo questa Grazia Deledda che scrive romanzi, scrive racconti, scrive per i giornali, scrive per il cinema. È una scrittrice a tutto tondo, perché? Anche perché è proprio nella testa, prima ancora che sociologicamente, una scrittrice di mestiere. Come oggi, no? È difficile che uno scrittore, anche uno scrittore che vende, viva solo di diritti d'autore.